Assessore Donazzano, un messaggio particolare per quest'8 marzo, quale? Quello degli auguri alla signora Lattore e alla signora Girone. Noi siamo al loro fianco perché loro stanno dimostrando quanto una donna possa essere di conforto, di sostegno alla propria famiglia e ai propri mariti, in questo caso in una situazione così difficile. È un modo diverso di essere donne, è un modo più consapevole, più discreto, è un augurio che noi facciamo, vorremmo tante più donne come loro. Il PDL ha anche presentato una mozione, ma è alla ricerca di un'ampia condivisione su questo tema. Non può essere, non deve essere una linea di partito, una posizione di parte. Noi crediamo che su questa battaglia debbano esserci tutti gli italiani, tutti i veneti, tutti i partiti politici, tutte le istituzioni, con un po' di coraggio in più a dire con forza che siamo a fianco dei soldati italiani. Lei ha fatto anche un augurio speciale alle donne, alle madri, alle mogli di appartenenti alle forze dell'ordine. Ce ne sono tante che stanno nella discrezione della propria famiglia, ma che sono un punto di riferimento importante. Sono le madri, sono le figlie, sono le mogli dei nostri soldati all'estero, dei nostri militari in divisa, dei nostri tanti poliziotti che rischiano la vita tutti i giorni. È a queste donne che noi guardiamo.